Allora riprendiamo, Stefano Zara, che cosa ne dice lei di Io questo faccio sistema? un paio di gradini in discesa, diciamo. Quello che operativamente noi avvertiamo, cioè noi avvertiamo chi opera con le aziende, con le famiglie, sostanzialmente l'Europa o la percezione che abbiamo dell'Europa, perché così come in politica il consenso dà una serie di percezioni che tu hai delle cose che ti dicono, o quantomeno se percepisci che il programma della persona che sta davanti, le idee del politico di turno possa migliorare la tua situazione concreta, tu sposi le sue idee. C'è stato un cambio nella qualità delle comunicazioni con l'elezione di Trump. Quindi molto realismo, anche lei dice molto Sì, pragmatismo nelle persone, sì, se mi dà un utile, bene, ma non è che di... che si percepisce in queste ultime settimane è che l'Europa, se fosse una signora, sarebbe una signora oggi trascurata. Probabilmente si vuole attendere l'esito di questi appuntamenti elettorali che si dice comunque anche nel nostro ambiente, nell'ambiente finanziario, sono decisivi per capire da che parte, se la Costituzione europea si consoliderà, se dovrà fare un profondo maquillage, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda il denaro che gira, cioè la finanza, le scelte che vengono fatte dagli istituzionali, oggi c'è uno spostamento verso un'area in cui c'è sviluppo, ma si mantengono gli investimenti che sono stati fatti negli ultimi anni in Europa. Quello che l'Europa si rimprovera è che negli anni delle vacche grasse non si è accelerato in termini di crescita e sviluppo. Quello che diceva allora anche il Presidente, non si capisce. Abbiamo attraversato dal punto di vista finanziario un momento più unico che raro, una fase lunga, prolungata di tassi bassi a zero. 6 paesi dell'Unione Europea avevano e hanno comunque ancora adesso tassi negativi. Non c'è mai stato dalla fine della guerra ad oggi un momento del genere in cui il denaro costa così poco. Ma la crescita nel nostro continente è una crescita fra le più basse del mondo occidentale. E i flussi di denaro vanno in Sud America, dove nonostante c'è una crisi pazzesca in la Brasile, crisi finanziaria, dove c'è un problema anche di ordine pubblico importante, chi fra i miei clienti ha aziende in Sud America, oggi sta vivendo situazioni di ordine pubblico, sicurezza, con criticità mai vissute. I governi populisti di Brasile e Argentina hanno ceduto di schianto, chi è venuto non sa rimettere le cose a posto, ma nonostante tutto si investe e la finanza va in Sud America piuttosto che venire in Europa. Non è un buon segnale. No, non è un buon segnale. Attenzione, a chi decide, se lei va in qualsiasi università americana, anche piccola università americana, il paradosso dell'euro è comunque percepito come un paradosso. Un coacervo di stati dove si parlano lingue diverse, dove non c'è un fisco comune, dove non c'è una difesa comune, dove non si prendono decisioni assieme, dove non si condivide un progetto industriale di crescita, dove si sta assieme solo perché c'è una moneta comune, dove ci sono alcune istituzioni che hanno una delega, però percepita non efficace, ecco. Diciamo siamo percepiti come euro più che come Europa, che dà a noi molta comodità nelle transazioni e quant'altro, ma il mondo va avanti anche senza noi altri. Cioè non stanno ad aspettare quello che si decide. Quindi siamo un mercato di riferimento, un mercato importante, ci rispettano perché siamo uno sbocco alle loro produzioni. Ok, ma fin tanto che noi non risolveremo questi sostanziali problemi, rimarremo, secondo me, un'auto importante con grande cilindrata col freno a mano tirato. Non è una buona cosa. Professore. Ma io credo che l'elezione di Trump è stata giudicata negativa da più parti e molto spesso è stato detto addirittura da commentatori tipo il Corriere della Sera che è stato maledetto quel Twitter che è stato utilizzato dall'attuale Presidente degli Stati Uniti come veicolo per la comunicazione politica. Noi ci dimentichiamo essenzialmente di una cosa: Trump è stato eletto da chi? È stato eletto dalla working class, cioè dalla gente che lavora in fabbrica o che allora quello che diceva appunto il Presidente Bitonci sostanzialmente, quindi è il sentire della gente che è cambiato. Ma sì, ma attenzione, ma non è che sia un segnale negativo perché la gente ha visto in questa icona Trump la possibilità. Perché Trump ha riportato all'attenzione quella che è l'unica realtà di sviluppo che ci possa essere nel mondo. Con buona pace dei finanzieri, che sono un'attività di servizio fondamentale per lo sviluppo industriale, se noi non riusciamo a ritornare all'idea per cui il solo sviluppo industriale di una nazione possa determinare per la sua intensità di manodopera per milioni di fatturato del benessere, quindi possa assicurare
delle prospettive di crescita a più persone e con queste prospettive di crescita automaticamente la gente manda i figli a scuola, paga gli affitti e paga i mutui, noi continuiamo a girare attorno al problema. Come diceva giustamente, noi siamo a bassa crescita perché in Italia, ma soprattutto in Europa, noi abbiamo abbracciato quello che è il mantra del WTO, cioè il benessere, la ripresa economica nasce dal libero commercio e invece no. Il benessere economico, la ripresa economica nasce solo, siccome il lavoro è un'espressione culturale della conoscenza, del know-how industriale e personale individuale, se noi non partiamo da una tutela del lavoro come espressione attuale di cultura, da questa tutela noi possiamo partire per la ripresa economica, altrimenti noi continuiamo a ragionare dei flussi finanziari che sono fondamentali per assicurare sviluppo industriale, ma se non tuteliamo i nostri prodotti, nel CETA, faccio un esempio banale, nel CETA approvato, tutti quanti contentissimi, hanno riconosciuto il 18% delle nostre DOP e DOC. E questi lo vedono come se fosse una cosa positiva, io la trovo una cosa fortemente negativa. Anzi, sì. Dopo vedremo appunto il Presidente Confartigianato che cosa ne pensa. Il paradosso è che l'Unione Europea dovrebbe essere una ulteriore garanzia ai prodotti italiani, francesi, greci, finlandesi, che si unisce a quella nazionale. Invece ha avuto l'Unione Europea la delega per il Made in e non l'ha mai utilizzata. Noi siamo l'unico mercato al mondo che non ha una legge sul made in. Quindi secondo lei questa globalizzazione che sembrava la panacea di tutti i mali, che adesso non piace più, io qua ho dei numeri che sono abbastanza eloquenti, pensate che soltanto il 45% dei cinesi e il 23% degli indonesiani apprezzano la globalizzazione, mentre il 65% degli statunitensi, della Gran Bretagna, il 59% della Germania, l'81% dei francesi e il 60% degli Emirati Arabi dicono che la globalizzazione è estremamente negativa per i mercati economici dei propri paesi, quindi bocciata completamente a questo punto. Ma perché è infantile l'approccio, secondo me. Tu puoi fare un accordo commerciale, abbassare i dazi doganali tra sistemi omologhi o quantomeno simili. Tu non puoi pensare, facciamo un esempio banalissimo che è passato sotto traccia, che invece a me ha suscitato molto interesse. Quando l'allora Presidente del Consiglio Renzi andò in Vietnam, portò con sé Colaninno e firmarono un accordo per aprire uno stabilimento Vespa della Piaggio in Vietnam. Cosa diedero in contropartita? Tolsero i dazi al riso cinese. Questo ha mandato in crisi tutti quanti i produttori del riso piemontese. Tengo a precisare che il miglior riso al mondo, non perché lo dica io, ma perché è il riso che voleva persino il Papa quando ha fatto il viaggio in Sud America. Abbiamo avuto un'invasione di riso vietnamita, che mi va bene che ci sia anche il riso vietnamita, ma non dobbiamo bilanciare i costi di un contadino vietnamita con quelli italiani. Questo ha spiazzato completamente le culture piemontesi che adesso sono in forte crisi, per dare la possibilità ad un imprenditore italiano di aprire un'azienda in Vietnam con una ricaduta occupazionale italiana zero. Cioè noi abbiamo destinato al sacrificio, per esempio, l'agricoltura. Questo è un errore strategico fondamentale. Beh, lì vediamo di quanto errore, quanta deliberata intenzione ci sia stata in questo senso. Deve dire qualcosa Gianangelo Bellati a questo proposito? Sul tema della globalizzazione, io ricordo che nell'84 feci una tesi sulla globalizzazione e questa tesi auspicava un aumento di globalizzazione perché eravamo in un mondo dove, qualcuno si ricorderà, tu non potevi mica comprarti la Mercedes sì, però la macchina giapponese c'erano i quantitativi, non c'erano nemmeno i dazi, per cui tu non riuscivi a avere oltre un certo tot di auto, quindi non è un problema di dazi ma di quantitativi di importazione. Poi però cos'è successo? Che questa globalizzazione è esplosa. Dopo la mia tesi è esplosa, c'è stata una evoluzione fortissima e io dico, per l'esperienza che sto facendo lavorando con le imprese, guardando anche e soprattutto alle preferite da noi imprese, anche come sistema camerale, che sono le più piccole, qui abbiamo 2 rappresentanti, Confapi, Confartigianato, ovviamente un mercato infinito, enorme, tende ad avvantaggiare i più grandi. Quindi già questo non va bene perché possono saltare molte economie familiari, le microimprese che sono una spina dorsale fondamentale. Ma l'altra cosa negativa è che una globalizzazione come è oggi a parer mio di tipo selvaggio
Non può funzionare perché è già tanto che ci sia a livello europeo fra i 28 stati dell'Unione Europea, perché abbiamo regole comuni, bene o male. Certo, qualcuno ha il costo del lavoro più basso, qualcuno ha delle tasse, ma diciamo siamo in un mondo abbastanza omogeneo. Ma io non posso rapportare la mia produzione con delle fabbriche dove usano il lavoro infantile, i bambini, le donne incinte senza pietà, dove non c'è il rispetto totale dell'ambiente, perché il prodotto mio, che rispetta l'ambiente, che rispetta i bambini, avrà un costo maggiore. Quindi io in qualche maniera non posso accettare quella che chiamiamo ormai la globalizzazione selvaggia a regole non uniformi. Quindi dalla mia tesi nell'84 ad oggi ho cambiato fortemente idea. Lei, Presidente Bitonci, che cosa ne pensa? È in crisi questa globalizzazione che sembrava la nostra panacea? Insomma, fino a qualche anno fa se ne parlava come fonte di ricchezza, avrebbe aperto mercati e così via. Io condivido pienamente quello che è stato detto fino adesso, cioè l'Europa non ha svolto il suo ruolo, quindi c'è stata una unità, diciamo, dal punto di vista puramente monetario, infatti si parla di zona dell'euro, ma non c'è stata l'unità politica che avrebbe dovuto precedere ovviamente l'unità puramente monetaria. Per quanto riguarda i prodotti ha fatto anche di peggio, qualche esempio è stato fatto prima, nel senso che invece di favorire l'esportazione dei nostri prodotti ha favorito invece l'importazione di altri prodotti nei nostri mercati, che prodotti di qualità sicuramente più scarsa, e quindi il tema dei dazi sappiamo che è un tema delicato, però qui non si parlerebbe di dazi ma di un blocco magari e di un controllo maggiore della qualità dei prodotti che arrivano che entrano nel nostro paese. Che entrano nei nostri paesi. Parliamo per esempio la questione discussa e che riguarda anche Padova, il China Ingross o l'Ingross che abbiamo qui a Padova, e delle verifiche fatte più volte dalla Guardia di Finanza facciamo un esempio, sugli ftalati che ci sono nei giocattoli che poi venduti ai bambini in Italia, fanno capire che i controlli sulla qualità dei prodotti non vengono fatti, mentre le norme sono diventate molto rigide rispetto a quelle europee sui nostri prodotti, non sui prodotti che vengono importati. Quindi la burocrazia europea è diventata un ostacolo per le nostre imprese. Dopo abbiamo casi anche padovani, non posso fare il nome dell'azienda, ecco, che aprono negli Stati Uniti, nel distretto dell'automobile, quindi un'importante realtà padovana, apre negli Stati Uniti e riceve un contributo molto importante, pari a 5 milioni di euro, per realizzare un impianto. L'impianto è stato realizzato in tempi record, cose che qui in Italia ce le sogniamo, perché tra autorizzazioni che vengono dalle amministrazioni comunali e tutto quanto il resto, ma gli imprenditori lo sanno bene, io che ho fatto il sindaco per tanti anni, sono anche commercialista, insomma lo so benissimo, e sono tempi che i nostri imprenditori con questa globalizzazione non possono competere con altre realtà. E quindi capisco la difficoltà, avendo fatto anche parlamentare e conoscendo bene i bilanci pubblici anche di carattere statale, dico che insomma non è vero che i soldi non ci sono, è che i soldi sono usati molto male, perché quando tutto l'aspetto della contribuzione per le aziende viene utilizzato per aziende ormai decotte e per mantenere in vita grandi realtà che ormai non sono più effettivamente spendibili sul mercato, se queste risorse fossero state utilizzate seriamente per tagliare il cuneo
fiscale e contributivo, ecco, che è quello il tema fondamentale per tagliare un po' la tassazione, che ecco, non lo diciamo perché è una stupidaggine, ma diciamo con dati alla mano ormai è arrivata tassazione indiretta, indiretta, contribuzione, oneri riflessi e il costo dell'amministrazione pubblica quasi al 70%, questa è la realtà. Capiamo che chi è solo un pazzo chi si mette a fare impresa in Italia a queste condizioni, diciamo, ed è capibile ed è per questo che noi continuiamo a ripetere. Mi fa piacere che Trump sia stata una delle prime cose che ha detto, che è quella: cerchiamo di tutelare le nostre aziende e magari facciamo una flat tax, cioè facciamo una tassa del 15-20%, la facciamo, va bene, così per tutti, e facendo così favoriamo l'imprenditoria. Ecco, potrebbe essere anche una cosa da fare. Ricordiamoci che in economia fu usata da Reagan nella sua campagna elettorale: se tu tagli la tassazione sia alle famiglie che alle imprese, aumenti ovviamente la platea contributiva, quindi tu aumentando le tasse aumenti il fenomeno dell'evasione, se tu le tagli invece aumenti invece le persone che poi sono, diciamo, che escono dall'evasione, sono invogliate a pagare le tasse, e favorisci anche la ripresa economica, cosa che in Italia mi pare che nessuno abbia intenzione assolutamente di fare. Presidente Bonomo, alla luce di quanto ne è emerso, secondo voi un maggior protezionismo, qualche tutela, sistemi più omogenei per rendere anche più concorrenziale il nostro Paese, qualcosa bisogna intervenire, perché altrimenti noi abbiamo, per carità, di dati positivi di cui lei è anche in possesso, dell'export, anche elaborati da Unioncamere, che ci fanno pensare bene, però non è tutto oro, insomma, bisogna intervenire in qualche modo. Sì, questo è un territorio sicuramente vocato all'internazionalizzazione, sa muoversi sui mercati internazionali, direi anche con una certa flessibilità, perché facendo un po' di mente locale cosa è successo negli ultimi 10 anni, vediamo che i nostri produttori esportatori si erano radicati nei paesi del Nord Africa, avevano creato delle linee di business estremamente importanti, arriva la primavera araba e di là bisogna uscire. Si è andati in Russia. Sì, non ci si può basare solo sul mercato estero, insomma. Si è andati in Russia e in Russia arriva la crisi dell'Ucraina, l'embargo, e si sparisce dalla Russia, si va via e si va in Cina c'è la crisi di borsa, c'è una crisi interna importante, si va via dalla Russia, si va in America. Allora abbiamo un'imprenditoria che è in grado di fare il proprio ruolo, di cambiare procedure interne, di cambiare prodotti, di stare con il naso alto e capire come gira il vento e adeguarsi e organizzarsi anche da un punto di vista imprenditoriale. Abbiamo bisogno anche però di una politica che sostenga questa imprenditoria, che ha capacità, che ha del know-how. E io direi che uno dei grandi problemi che non sono stati trattati è proprio stato quello del Made in Italy, perché se noi riusciamo ad Quindi vuol dire protezionismo, attenzione, vuol dire sostanzialmente in modo diverso fare quello che ha fatto Trump e che propugna la Le Pen. È un sistema di protezionismo che va a garantire e a proporre con regole certe quella che è la capacità di questo nostro Paese, che è una capacità di risolvere i problemi, di essere innovativi, di lavorare oltre l'economia di scala, ma lavorare su misura, lavorare con qualcosa di nuovo tutti i giorni. Beh, se questa è una nostra peculiarità, è giusto che in qualche maniera vada protetta. Adesso il sistema del dazio sicuramente abbiamo capito che è un sistema superato e che va bene per alcuni paesi che sono in via di sviluppo per creare lo sviluppo all'interno di quel paese, ma anche quei paesi prima o dopo i dazi li devono smettere, perché altrimenti diventano un orticello che coltivano solo loro e che non si aprono al mercato mondiale. E invece la globalizzazione, quella buona, quella del dottor Bellati che ha scritto nella sua tesi di laurea nell'84, è una realtà oggi e ha tutta una serie di storture che vanno corrette, che sono quelle delle regole certe, perché le regole devono essere certe per mettere alla stessa... Per tutti.
alla stessa filo di lana tutte le aziende alla mattina quando devono competere sul mercato con regole certe che vanno poi nel verso della tutela dei minori, nella tutela delle donne. No, ma è verissimo, però c'è l'aspetto che aveva sottolineato Bitonci, che tutti conoscono, imprenditori eccetera, della tassazione, che è un elemento che senza dubbio è molto molto pesante, perché su quello bisogna un po' lavorarci, ed è difficile invece lavorarci perché stiamo in un'Europa dove invece il sistema fiscale... Io credo che però non sia un problema solo europeo, cioè che non, giriamo l'ostacolo qui. Cioè, no, ma gli altri sono colossi. Il problema è un problema italiano, quello della tassazione, sì. Perché non è l'Europa che crea tassazione. L'Italia in un contesto di Europa non si trova al pari livello perché c'è una tassazione leggermente diversa. Al mondo? Direi non leggermente, direi ho detto euforicamente in maniera sensibile, voglio dire maggiore, e con un'incapacità rispetto a questo tema di reazione, cioè noi creiamo continuamente nuove leggi, una stratificazione di nuova burocrazia, non c'è volontà di intervenire, senza togliere quella che c'è sotto, e ci troviamo tante volte in contrasto con norme che sono una in contrasto con l'altra. Tutto questo crea costi, perché non è soltanto una questione di tassazione, è una questione di costi collaterali che ogni azienda deve sostenere per stare in piedi tutti i giorni. Quindi fa parte del pacchetto, Presidente. Allora io notavo che lei ha usato in più occasioni il termine protezionismo, che però non è una critica, ma secondo me va interpretato. Gli atteggiamenti protezionistici non servono mai a sviluppare le economie locali, perché anzi inducono pigrizia negli operatori locali, i quali si trovano in un ambiente teoricamente protetto da regole che vengono date dagli Stati. Altra cosa è la valorizzazione di quello che viene fatto da noi, perché noi proteggiamo la specificità della capacità di produrre in Italia solo con la valorizzazione di ciò che facciamo, non dicendo deve essere questo per forza. E questa cosa diventa interessante soprattutto quando noi andiamo ad allargarci alla globalizzazione o alla necessità di aumentare le possibilità di lavoro nella nostra nazione. La nostra nazione è una nazione di trasformazione. È diventata tale nel momento in cui le risorse, materie prime, non c'erano, e quando si è sviluppata l'attività industriale, diciamo negli anni 30, ha poi trovato la propria strada che doveva inevitabilmente fare i conti con la mancanza di materie prime. Quindi noi sappiamo trasformare. Quindi noi importiamo qualcosa dagli altri, che sono le materie prime, e la trasformiamo esportandola poi con ciò che abbiamo aggiunto con la nostra capacità italiana. E questo va bene. Noi siamo una nazione fortemente votata all'esportazione. Quest'area di questa nazione lo è in modo particolare. Quando invochiamo il protezionismo o i dazi o le chiusure dei mercati, stiamo dimenticandoci che se le nazioni verso le quali noi esportiamo, che sono soprattutto europee, facessero altrettanto, ci troveremmo in grossa difficoltà. Gli Stati Uniti hanno una serie di vantaggi rispetto a quanto non abbiamo noi europei. Loro sono 350 milioni, noi siamo circa 500. Loro hanno una moneta unica, noi più o meno anche, però loro poi là hanno la possibilità di fissare regole che vengano condivise da tutti. La debolezza dell'Europa sta proprio nel fatto di avere una moneta, ma non avere il coraggio di unificare ulteriormente le scelte e le regole che valgono nelle varie nazioni. Negli Stati Uniti, al di là del fatto che gli Stati possano avere regole diverse, alcune cose sono quelle, per cui noi, in teoria, mi scusi, dovremmo, se vogliamo funzionare, avere ancora più Europa, obbligando le varie nazioni che costituiscono l'Europa ad avere regole condivise a partire, per esempio, da quella sulla tassazione. Questo è fondamentale. E poi un ultimo dettaglio. A proposito della globalizzazione, noi abbiamo inteso malissimo in Italia l'idea di globalizzazione, perché noi abbiamo
spostato le nostre produzioni per avidità, spesso, in altri posti, esportando povertà via via in posti sempre più lontani. Lei sta parlando lontani. della delocalizzazione. Della delocalizzazione, che doveva essere, no, globalizzazione e delocalizzazione insieme, doveva essere l'esportare il nostro saper fare e andare a produrre, noi con aziende nostre, in posti lontani nel mondo, in modo da allargare i nostri mercati. Invece noi abbiamo depauperato in parte la produttività nazionale andando a produrre altrove per avidità. Ma a volte per alcune imprese è stata la sopravvivenza, perché Prego? tanti imprenditori del Per nord-est alcuni sì, non ce ma l'avrebbero è chiaro, fatta. questo non è generalizzato, Certo. però Le un multinazionali po' è senza stato dubbio, così, per le perché alla fine multinazionali. i prezzi dei prodotti finiti in alcuni settori, come per esempio l'abbigliamento, Certo, sono sì. più o meno quelli che erano prima, Però c'è abbiamo un margine tolto più lavoro alto. localmente, abbiamo sfruttato altri, ma poi i passaggi commerciali comunque Alzano mantengono la fetta. i prezzi elevati. Cosa ne dice di questo Gianangelo Bellati? Poi abbiamo la pubblicità. Ma velocissimamente noi proprio con le vostre associazioni, in particolare i piccoli, no, Confapi, Confartigianato, abbiamo proprio portato avanti, oltre anche che il concetto comunque di avere non regole selvagge, nel senso omogeneità di regole, perché sennò non c'è onestà, non c'è più concorrenza leale, anche il concetto della qualità. E siamo riusciti anche come Regione Veneto, speriamo che anche il Paese come Italia se ne doti, ad far approvare dalla Regione il marchio di qualità garantito dalla Regione del Veneto, che avrebbe proprio come obiettivo quello di cercare di identificare dei parametri di qualità nei nostri prodotti, in modo tale che noi non possiamo parlare di vero e proprio protezionismo e basta, ma di qualità che vince quindi concorrenza. Però ribadisco, questa ripeto, era anche la mia illusione tanti anni fa, quando tu a un certo punto hai degli organismi internazionali, penso al WTO, penso al GATT e ad altri, che non sono in grado di garantirti quelle regole comuni, ecco che allora a un certo punto devi cominciare anche a sapere difenderti, perché se io devo anche avviare una procedura, e qui torna l'Europa addormentata di cui si parlava poco fa, antidumping, cioè contro il sovvenzionamento che viene dato dal pubblico a dei prodotti di un altro paese per far fuori le aziende nostre, quindi con prodotti che hanno il prezzo artificiosamente basso grazie a questi finanziamenti, devo dimostrare che quel prodotto riguarda, che sono i 2/3 del prodotto di tutta Europa. Allora un'azienda piccola, un gruppo, anche un distretto nostro Veneto, come fa a riuscire a dimostrare questo livello europeo, difendersi da un attacco per esempio della Cina che dà sovvenzioni? Cioè i sistemi di difesa ci devono essere nel momento in cui le regole non sono uguali per tutti. Certo, Ecco, ma allora, Se posso intervenire un secondo su questa cosa, però se un'Europa che, lo dico in un minuto, è un'Europa che accetta che si possa commercializzare in Europa il vino liofilizzato norvegese che si rigenera con l'acqua, oppure che prodotti italiani possono essere tranquillamente copiati, la mozzabella, e possono essere tranquillamente importate, capite che l'Europa non ha difeso i nostri prodotti, ha fatto un'operazione contraria. Quindi il tema è quello, il tema è dei made in, però il made in italiano, europeo, ma anche degli altri paesi va difeso, ma non è una misura protezionistica, perché se tu produci il prosecco, se tu produci l'amarone, non è giusto che copiano un tuo prodotto e lo producono magari in maniera banale con un altro nome o somigliante e possa essere commercializzato. Ecco, quindi su questo è mancata tantissimo l'Europa. Come si diceva prima, il problema non è un problema di protezionismo becero, ma è un problema sulla qualità e sulla tutela di prodotti che hanno un valore completamente diverso. Però mi permetto di dire, per giustizia, questo avviene con i mercati extraeuropei, perché se uno che produce prosecco o amarone riscontra che c'è un problema in un altro paese dell'Unione Europea, ci mette 2 secondi. La Norvegia... Beh, adesso la Norvegia è extra UE intanto, perché è però EFTA. se si permette che si possano importare prodotti di questo tipo... allora è il problema anche del vino con lo zucchero. Il tema della mozzabella fa ridere, ma la mozzabella è prodotta da un italo australiano e viene esportata dappertutto. Oppure il prodotto, la mozzarella di bufala fatta in Germania. O il cheese
il parmesan col nome cambiato fatto, cioè, c'è un problema anche europeo. Allora dobbiamo noi, Camera di Commercio e associazioni, darci da fare per difendere questi nostri marchi. Assolutamente. Se una battuta poi andiamo in pubblicità, perché sennò altrimenti... La valorizzazione, il controllo e le regole comuni sono fondamentali. Quelli che sono i dazi invece, che piacciono tanto a chi vuol fare protezionismo, a volte sono disastrosi, perché l'Europa che cosa ha fatto? Ha detto ci sono dei problemi col prezzo dell'acciaio, quindi imponiamo dei dazi di importazione alla Cina e a altre nazioni. L'acciaio è aumentato del 40% in 3 mesi dopo che hanno fatto queste nuove regole, perché i produttori europei hanno deciso che finalmente era il loro momento di sfruttare questa posizione. Attenzione, i produttori europei in grossa parte sono posseduti per esempio dall'ArcelorMittal indiana, quindi noi abbiamo posto delle regole che hanno aumentato i prezzi europei, che sono un problema per chi? Per le nazioni europee come l'Italia, che usano il metallo, perché la nostra prima voce delle esportazioni è la meccanica, e la meccanica è fatta con il metallo. Quindi ci siamo sentiti furbi a dire ecco finalmente abbiamo difeso, e abbiamo invece dato spazi a chi specula, di nuovo l'avidità al posto della o la stupidità, perché non so se è l'avidità o la stupidità a questo punto. Ma ci sono questi rischi, voglio dire. Pubblicità, poi torniamo su questi temi, tra poco.